E adesso parliamo di frutta, anzi di agrumi, lo facciamo raggiungendo le campagne di Barcellona, nella provincia di Messina in Sicilia, là dove gli agrumi vengono coltivati seguendo le regole dell'agricoltura biologica. Negli ultimi 50 anni le tecniche di lavorazione tipiche dell'agricoltura convenzionale hanno guidato i coltivatori verso processi di produzione dannosi sia per il territorio che per l'uomo. Da allora è iniziata una corsa senza fine all'uso di sostanze chimiche di sintesi che danneggia irrimediabilmente il corretto rapporto tra territorio, uomo e ambiente. L'agricoltura biologica propone un'inversione di tendenza introducendo dei concetti rivoluzionari, ma per nulla nuovi in natura. Si tende cioè a ripristinare quei fattori di ecoresistenza che possono far sì che ogni elemento ritenuto dannoso non venga completamente sradicato, ma sia comunque contenuto al di sotto di un livello di presenza accettabile. La filosofia agronomica del biologico non prevede quindi un meccanismo di risposta diretta alla causa del danno con il prodotto chimico, ma pianifica per tutto il ciclo di coltivazione una serie di interventi naturali che consentono di ottenere un equilibrio tra le diverse esigenze dell'ecosistema. Parliamo ad esempio di frutta e vediamo nella fattispecie come un agricoltore biologico deve lavorare per produrre agrumi. Ci troviamo in Sicilia, nei pressi di Barcellona, dove gli agrumi sono una delle più importanti risorse agricole. Amanti del clima mite e del caldo intenso, hanno trovato nel sud Italia il loro habitat ideale, lontani da sbalzi di temperatura e dal freddo eccessivo. Nel progettare la produzione di un frutteto, o come in questo caso di un agrumeto, bisogna tenere in considerazione sì gli elementi della produzione, quindi la varietà, il contesto, le tecniche di impianto e di coltivazione, ma bisogna anche prendere in considerazione quelli che possono essere gli insetti o gli elementi chiave che possono determinare delle malattie o delle interferenze nel ciclo produttivo, e anche tutti quegli elementi che possono essere forniti dall'ecosistema per compensare questi eventuali squilibri. La biodiversità, ossia il proliferare di diverse specie di piante all'interno dello stesso appezzamento di terreno, è quindi fondamentale per la costituzione di un ecosistema equilibrato e rappresenta lo spirito indispensabile con il quale un agricoltore biologico deve affacciarsi in questo mondo. Inoltre, anche l'utilizzo di specie autoctone più resistenti ai parassiti e l'uso di fertilizzanti naturali permettono la ricostituzione di un corretto ecosistema. Ma è importante che la quantità di piante messe a dimora non sia tale da provocare uno sfruttamento intensivo del terreno. L'intervento dell'uomo viene quindi sempre orientato verso tecniche di lavorazione non distruttive, come ad esempio il sovescio, ossia il fornire gli elementi necessari per un corretto equilibrio del terreno attraverso piante infestanti. La loro presenza è molto importante al punto che si interviene nella composizione di queste piante per ottimizzarle e renderle più recettive nei confronti delle specie animali e vegetali che noi riteniamo come ausiliarie per il nostro metodo di coltivazione. Come la maggior parte degli agrumi, la pianta di limone viene innestata su piante selvatiche di arancia amara, che sono in grado di resistere meglio alle malattie che altrimenti guasterebbero le radici. Direttamente dal frutto si ricavano i semi, che vengono piantati in appositi sacchetti. Dopo circa 2 anni, la pianta è pronta per l'innesto. L'operazione consiste nel saldare una porzione della varietà che si desidera riprodurre, detta nesto, ossia la pianta di limone, su una pianta selvatica della stessa specie, che viene definita porta innesto, nel nostro caso l'arancia amara.
Per favorire l'operazione si copre il punto di saldatura con un sacchetto di plastica e uno di carta e si aspettano tra i 20 e i 25 giorni. L'effetto serra che si viene a creare protegge la pianta da qualsiasi agente esterno, favorendo una buona riuscita dell'innesto. Arrivati a questo punto, la pianta è pronta per prendere posto nella sua dimora definitiva. Quest'ultima operazione, detta trapianto, sarà preceduta dallo scasso completo del terreno, poi da una lieve aratura. Le piante messe a dimora dovranno essere disposte in quadro o in modo tale da favorire lo svolgimento delle normali operazioni di mantenimento e cura del frutteto. Nell'agricoltura biologica tutto è finalizzato all'utilizzo delle risorse naturali senza inutili sprechi. L'impianto di irrigazione non sfugge a questa regola. Noi abbiamo qui, in questa pianta adulta, 4 gocciolatori autocompensanti di 8 litri ciascuno. Quindi questi danno 8 litri l'ora di acqua, che arrivano direttamente mediante questi spaghetti, chiamiamoli così, arrivano direttamente ai capillari. Un sistema dove una pianta si può soddisfare con il terzo dell'acqua che generalmente si impiega in agricoltura con gli impianti tradizionali. Anche l'allevamento di api partecipa in maniera determinante all'interno di questo contesto agricolo. Nel frutteto ecologico vengono sistemate numerose arnie. L'ape, a parte gli interessanti prodotti che fornisce, è la più preziosa collaboratrice dell'agricoltore, capace di fecondare, grazie all'impollinatura, una gran quantità di fiori in poco tempo. Fondamentale per una corretta crescita, nell'agricoltura biologica con la potatura si cerca di creare nella chioma della pianta una forma a globo. A causa del forte irraggiamento solare, nel sud Italia questa tecnica diventa necessaria per proteggere la parte centrale della pianta. Dopo circa 2 anni dall'innesto, l'albero è pronto a dare i primi frutti. Le piante di limoni hanno 3 fioriture importanti e altre secondarie. La prima avviene all'inizio della primavera, la seconda a giugno e la terza in piena estate. La raccolta è quindi continua e un albero di limoni riesce a dare in un anno tra i 100 e i 200 kg di frutta. I limoni vengono accatastati nelle ceste e portati nei centri di raccolta e smistamento. Anche in questa fase della lavorazione gli ispettori degli organismi di controllo sono presenti e certificano il corretto funzionamento dell'impianto. I controlli che vengono eseguiti sulle produzioni biologiche vengono estesi a tutta la filiera della produzione. Durante queste fasi di processo di controllo, dall'azienda agricola all'attività di preparazione e trasformazione, l'organismo di controllo può anche effettuare dei prelievi di materia prima o di prodotto già ottenuto, trasformato o condizionato, confezionato, per verificare la presenza di sostanze non ammesse dalla normativa, siano essi residui chimici, siano essi anche organismi geneticamente modificati. I 4 campioni analizzati vengono destinati uno all'operatore controllato, il numero 2 al laboratorio di analisi accreditato SINAL e il numero 3 e il numero 4 viene costruito l'organismo di controllo per eventuale ulteriore analisi nel caso che